Heather McPallister. Ciao, buongiorno Claudio. Come vai, hai dormito bene? Sì, se vogliamo. Niente, io volevo dirti, visto che stamattina ci dobbiamo vedere, essendo martedì, che farò un po' di ritardo. Non arrivo alle 9:30 perché devo passare dal centro Wind a fare delle cose importanti. Perché? Però poi ne parliamo. Ok. Ci sono gli autobus E53 o E56 da Gioberti, però tu sai lì com'è, non so io quale prendo per primo, perché poi a volte c'è l'autista che si ferma a parlare, che parla con qualcuno, che va in bagno, allora parte prima una linea, parte prima l'altra. Quindi devo capire come fare per fare prima possibile, perché poi la Wind apre alle 9:30, ma io mi sono informata, ho visto che in realtà alle 9 è già aperta, per cui io se riesco ad arrivare prima mi sbrigo prima e vengo da te prima, ok? Va bene? Va bene, a dopo Claudio, ciao ciao, ci sentiamo dopo, ciao. Sì, Ok, ciao. a dopo. Io non spingevo per niente come qualcuno vuole insistere, chissà cosa le ho detto nell'ultima telefonata, un cavolo di niente, ha parlato veramente solo che lei, e volendo, adesso infatti l'ho già dichiarato ma lo ridirò, pestiamo un cronometro, io avrò detto se io ti chiamo per dirti, per voler dirti. Sì. Ecco, primo tenterò di prendere l'autobus che mi porta là a quell'ora perché vorrei essere prima delle 9. Quindi ha detto anche questo, già questo allunga la... L'ho detto, ok. no, ha detto di più. Ha detto, so che dovrebbe chiudere, questo io l'ho già dichiarato. Sì, solo che no. non aveva importanza prima. No, infatti Oggi adesso diventa mettendo tutti i fondamentale, pezzi allunga la chiamata. Allora io dico, non è che me lo sono inventato dopo. No, certo. Ravanando, Sì, queste sì. sono le cose che mi ha detto, perché lei doveva fare mezz'ora di ritardo, mica io. Sì, quindi ha iniziato a telefonare dicendo che ritardava e poi ha fatto un ragionamento per me ho fatto tutto compensare. un blocco, ho detto poteva durare 10 secondi, arrivo un poco dopo, grazie. Lei mi ha detto sicuramente che dovrebbe, infatti qualcuno me l'ha fatto notare dopo, ecco perché mi è ritornato, perché certe cose ti tornano, Sì, perché qualcuno sì, te le sì. tira fuori. Sì, come sogni. L'orario scritto è apertura 9:30, ma lei si era informata e apriva Apriva in realtà alle 9. Ecco, Sì. allora lei mi ha detto che siccome so tutte queste cose che non lo sapevo tramite lei, Sì, certo. che dovrebbe aprire alle 9, ma io lo faccio velocissimo, ma il minuto e mezzo passa veloce. Ma sì. Un autobus parte ai 53, uno ai 56, Sì, ma più scritto. volte e anche in questa occasione, perché gli orari degli autobus li aveva in testa per quando li serviva. Certo, sì, perché in questo prendeva, caso certo. diventavano importanti quelli che partivano vicino poco prima delle 9 per essere alle 9. Certo. Allora mi ha detto, uno è ai 53 e uno ai 55 6. La Sì. 6 e la 9, i due autobus. Sì. Talvolta succede, me lo ha detto, e io come ex autista lo so, ecco, Sì. che uno dei due autisti deve partire ai 53 o perché chiacchiera volentieri con te al bar e al caffè davanti Ritardo, e se ne certo. frega di 2 minuti, tanto li recupero dopo. O addirittura c'è qualche ragazzina con cui parlare, per cui il tempo passa. Certo. O è veramente per bisogno in bagno, ecco, i 53 Ritardo. diventano 55 Certo. 6. L'altro che dovevo partire A quel dopo punto di lui, conviene l'altro. lui deve andare Parte prima, ma infatti. tu non sai in partenza chi parte prima, Sì, certo. dovrebbe lui, ma se va lui, lei andava proprio davanti alla chiesa e dall'altra parte della piazza è la prima fermata dell'autobus ufficiale, Sì. all'altezza Sì, della sì, chiesa, sì. c'è anche il casotto, Sì. il biotto, perché tutta la gente che viene dalla via San Cilino in qua, per non fargli attraversare tutta la piazza, che vuol dire andare Sì. quasi all'angolo Sì, di quella lo so, casa, lo so. Sì. ecco,
Gli hanno fatto la fermata là, queste Ricordo bene cose il me l'ha punto. detto in quella occasione, il motivo per il quale andava là, eccetera. Ah, quindi questo allunga molto la Ma telefonata. porco diavolo, ma lunga e come? Certo, con queste 3-4 cose arriviamo, Subito che poi dopo. minuto e 30, non è 50 come continua a dire Eccolo, Sebastiano. ma subito Che dopo, allo stronzo devo lei mi ha chiamato un sacco di volte da Piazza Goldoni per dirmi guarda che ho perso la 10, Sì. mi è scappata sotto Sì, il sì, naso, sì, sì, sì. arriverò 10 minuti dopo. Certo. Perché io quando sapevo che lei arrivava ero sulla finestra della mia finestra che vedo la strada e come vedevo comparire la sua testa pigiavo il bottone Per della aprire. così non serviva che lei suoni bla bla, Sì, 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 sì. trova il cancello Certo. con lo scatto già fatto. Sostanzialmente Liliana ha detto a Claudio che gli autobus fermi alla destra della chiesa non si sa in che ordine possano partire, perché capita che un bus schedulato 2 minuti prima in realtà parta dopo perché l'autista si intrattiene a parlare o abbia una necessità. Allora lei attraversava le strisce come effettivamente fanno vedere i video di quella mattina, parliamo del video ripreso dal bus che risale a Raffaello Sanzio, e si sedeva nella pensillina alla sinistra della chiesa. In questo modo, qualsiasi bus partisse a destra facendo il giro della chiesa, arrivava a quella fermata e lei era sicura di star prendendo il primo che era partito e in questo modo non perdeva tempo. Se noi abbiamo sempre escluso che Liliana prenda l'autobus perché non gira a destra prima della chiesa, sappiamo che il fatto che abbia attraversato le strisce pedonali le permetteva appunto lo stesso di prendere l'autobus. Quindi dobbiamo escludere la sua presenza su un autobus solo se sicuramente le telecamere a bordo ci portano a escludere questo, oppure se le telecamere frontali dei bus partiti in quei minuti che hanno fatto il giro della chiesa hanno ripreso con certezza che a quella pensillina lei non era ferma quella mattina.